Inaugurazione dell'anno accademico all'UTE di Pordenone, giunto alla 42esima edizione. Protagonista della prolusione il giornalista Giuseppe Ragogna, che ha presentato il suo ultimo libro Friuli, storia di rinascita della montagna, giunto alla seconda ristampa dopo pochi mesi dalla pubblicazione. Storie coraggiose di rigenerazione della montagna, dove protagonisti il più delle volte sono i giovani. Ci racconta un paio di queste storie che le sono rimaste più impresse? L'autore di un libro, che tra l'altro pubblica 50 storie, le ritiene tutte alla pari, quindi tutte significative e tutte importanti. Ne tiro fuori due che sono simpatiche. La prima è di una operaia che lavorava alla catena di montaggio. Dopo 20 anni è entrata in crisi, va dalla psicologa e chiede cosa fare per uscirne. La psicologa la consiglia di prendere in mano la propria vita, lei la cambia completamente seguendo una sua passione, si iscrive a MasterChef, arriva alla gara finale e così si avvia nella professione della chef. Ha un grosso locale in Carnia. L'altra è di un ragazzo che a 14 anni entra in contatto con una piattaforma di radio libere attraverso internet e lì fonda una radio web che riesce a trattenere tutti i ragazzi, tutti i giovani della vallata. Come mai si è interessato a questa tematica? Allora, quando ho finito il mio ciclo professionale da giornalista, ho pensato di andare a cercarmi delle buone notizie, perché c'è bisogno di ottimismo e c'è bisogno di speranza. Io sono un escursionista, quindi a me la montagna piace, e quale posto migliore per andare a prendere notizie in montagna? E quindi da lì sono nate delle chiacchierate che hanno portato alla stesura di queste storie. A lei personalmente cosa lascia l'aver scritto questo libro, l'aver incontrato questi giovani? Allora, a me lascia una bella testimonianza di speranza, di rinascita della montagna, perché anche noi uomini di pianura abbiamo bisogno della montagna. Dovrebbe essere uno dei compiti deontologici del giornalista, quello di dar voce alla speranza? Certo, e bisogna dar voce alle buone notizie, dar spazio nei giornali e nei mezzi di comunicazione, perché in questo momento c'è tanto bisogno di ottimismo.